Alessandro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grandissima la nostra regista, dalla bellissima e freschissima voce giovanile. Siamo qua. Un abbraccione prima di tutto a Tina, che purtroppo è sempre là in ospedale. Un abbraccione a Matteo, solito, e a tutti voi, 14 radioascoltatori, più gatti, compresi gatti e animali vari che ascoltano le nostre conversazioni. Nostre conversazioni che hanno come caratteristica quella di andare a esplorare un concetto chiave, quale quello di democrazia, democratos, potere che naturalmente dovrebbe spettare al popolo, e concetto che si va a esplorare proprio perché si ha il sospetto, ed è più che un sospetto, che altro che democrazia incompiuta, forse si è al di fuori di un concetto sufficientemente compiuto e completo di democrazia, perché è un processo lungo, un processo che richiede un progresso culturale, che richiede una consapevolezza da parte del popolo, e da quello che si vede i popoli non contano niente, sono accese guerre, teatri di guerra che compongono la terza guerra mondiale da tutte le parti, quindi forse nel concetto di democrazia anteguerra, ante 24 febbraio 2022, forse qualcosa è mancato, forse, magari invece è vero. Ecco, questo è il percorso. E siamo andati a vedere nei diversi tempi, all'origine della democrazia, ma anche prima dell'antica Grecia, quali fossero gli orientamenti, e sempre abbiamo trovato che un orientamento in cui il popolo, sia pure il popolo degli eletti di allora, di coloro che potevano avere voce in capitolo, però il popolo e gli aristoi, i migliori, i potenti finanziariamente, i potenti sotto il profilo della violenza, delle armi. C'è sempre stato questo incontro, questa dialettica che spesso e volentieri è stato in realtà uno scontro. Ma il popolo non ha mai, nella storia, non ha mai prevalso nettamente. Perché? Perché il popolo è vasto, bisogna mettere insieme tante teste, tante opinioni, quindi non è facile arrivare a costruire un potere che faccia capo al popolo. E quindi è già molto quello a cui nel terzo millennio, all'inizio del terzo millennio, siamo arrivati, però non basta. Non basta, e occorre valutare per capire, per andare avanti. Abbiamo appuntato la nostra attenzione, da ultimo, dopo un anno e mezzo di percorso storico, in cui brilla la vicenda della Lega Lombarda, della battaglia di Legnano, della pace di Costanza, dei comuni italiani che fino al 500 dettano il tempo alla cultura mondiale. Tutto il mondo parla, si muove secondo il ritmo della cultura italiana, dei comuni italiani. Poi con la chiamata di Carlo VII in Italia, per i contrasti fra i vari principi, con la morte di Lorenzo il Magnifico, questo predominio, questa superiorità, questa produzione culturale viene meno. E anche questo è un effetto, cioè la complessa struttura dei comuni, dove poco o tanto prevale il potere. È vero, ci sono i principi, però il popolo conta, non è che non conti, perché in un ambiente ristretto il popolo conta. Ora, viene meno questo sistema, viene meno questa struttura, crolla la supremazia italiana, la
rivediamo un risveglio culturale quando? All'inizio nella prima metà dell'Ottocento e soprattutto quando i Savoia conquistano l'Italia, quindi si crea il Regno d'Italia, il sommo pontefice, sovrano assoluto che governa la cristianità, ma anche attraverso i possedimenti dello Stato Pontificio, senza i quali, secondo la sua opinione, Pio IX, non può esercitare esattamente la sua funzione di Papa, quindi Dio che, insomma, il rappresentante di Dio che ha bisogno di quattro pietre per poter fare quel mestiere lì, è una cosa stratosferica, è qualcosa che colpisce e che colpisce prevalentemente in Italia. In Italia dove il 98% della popolazione è cattolico e deve confrontarsi con le posizioni del Papa, il quale scomunica tutto spiano tutti quelli che gli hanno portato via le pietre, i suoi possedimenti. Ora, quindi sconvolgente chiamata a un pensiero, l'abbiamo detto più volte, e di questo bisogna essere consci. Non è sottovalutare, insomma, in definitiva sì, le nazioni col prevalere del concetto nazionale vengono a galla, viene a galla di nuovo l'importanza dei popoli, ed ecco che anche la cultura viene a galla sotto questo profilo, e c'è nella musica Alessandro Manzoni piuttosto che Giuseppe Verdi, c'è un crescere di questa di cultura, perché si ritorna a dare valenza al popolo, teniamo conto di questo aspetto casualmente, ed ecco che nello stesso mondo cattolico, perché il 98% degli italiani sono cattolici, si apre la discussione, cioè si deve o non si deve collaborare col nuovo Stato da cattolici, perché il Papa con non expedit ha detto no, questi qui vogliono impedire che Dio possa incidere nella vita umana, perché mi hanno portato via la terra, mi hanno portato via i miei possedimenti, e senza di quelli io non riesco a fare il Papa. E questo, insomma, qualche dubbio nello stesso mondo cattolico viene, e dopo la conquista di Roma, dove proprio il Papa di sé per sé non ha più niente, neanche la sedia su cui sedersi, tanto che intervengono le leggi del Guarentigia, il mondo cattolico, con l'opera dei congressi e dei comitati, nel 1874, comincia a riflettere su questo aspetto. Ma non solo, questo aspetto, cioè l'aspetto dei rapporti con lo Stato, implica anche la presa d'atto da parte cattolica di una società che è cambiata. C'è l'industrializzazione, c'è una questione operaia in atto, perché non è che il movimento socialista teoreticamente è strampalato, perché è una profezia che non sta né cielo né terra, perché dice di essere scientifica e non è vero niente, perché oltre a storicamente non essersi mai verificata, ma è un credo, è una religione storicistica che fallita sempre e che continua a rigenerarsi, non si sa bene per quale motivo. È proprio la spes ultima dea. Però pone un problema, provvidenzialmente, pone un problema enorme, la questione operaia. Con l'avvento delle industrie, con l'avvento delle macchine, l'operaio viene schiavizzato e il padrone, attraverso queste filiere che vengono a crearsi, il padrone stupido, spesso e volentieri stupido e arrogante, diventa un prepotente, schiavizza. Quindi abbiamo poche persone, pochi soggetti ricchissimi, con proprietari terrieri piuttosto che industriali ricchissimi, ricchi sfondati, come oggi, Bill Gates e compagnia, non è un caso.
e poi c'è una massa di persone, specialmente operai, che fanno fatica a mettere assieme il pranzo con la cena e che vengono sfruttati 14-16 ore al giorno. Nell'ambito dell'opera dei congressi, quindi nell'ambito della riflessione cattolica, perché il Partito Socialista non c'è ancora, non è ancora un partito, sono le idee socialiste. Le idee socialiste sono le idee di Karl Halevi Marx, questo ebreo che ha teorizzato col manifesto dei comunisti e col Capitale, ha teorizzato l'ideologia socialista, la religione socialista sostanzialmente. Dall'altra parte Stuart Mill, che parla di liberismo, dove il mercato regola tutto, dove quindi chi ha attualmente la ricchezza in mano può fare tutto quello che vuole, perché tanto il mercato è cosa buona e regolerà nel modo migliore i rapporti sociali, manco fosse vero. E invece la grandezza della riflessione che avviene nel mondo cattolico proprio nell'ambito dell'opera dei congressi e dei comitati, e che sfocia nel 1891 nella grande enciclica che viene promulgata nel 1891, la grande enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. E questa grandissima enciclica è il frutto di tutto un lavorio di domande e riflessioni che avvengono nel mondo cattolico a partire dal 1874 fino al 1891, quindi 17 anni di riflessione in cui dalla domanda collaboriamo o no con lo Stato, ma sì, una roba da matti, noi siamo qui, viviamo qui, se questi qui hanno conquistato cosa c'entra col fatto che io creda in Dio, che io abbia come mio punto di riferimento Gesù Cristo? Detto niente, però la posizione del Papa è quella. La posizione del Papa è: mi hanno rubato le pietre, senza quelle io non riesco a fare il Papa. Pio IX. Ora, invece, ma a fianco della necessità in qualche modo di trovare una collaborazione con il Regno d'Italia, con lo Stato risorgimentale che si è formato, si guarda la realtà, quella realtà che nello Stato della Chiesa i pontefici precedenti per secoli non avevano mai neanche considerato. La Chiesa fino a questa epoca provvidenziale, stimolata anche provvidenzialmente dalle idee sbagliate religiose del socialismo, però non aveva mai pensato alla questione sociale, a ciò che era la realtà, non aveva mai guardato alla realtà, il potere, punto e basta. Si era chiusa a riccio in se stessa e aveva rifiutato ogni contatto con la modernità, con ciò che era avvenuto, con ciò che stava avvenendo. Quello che importava era il potere, sostanzialmente. Quindi, quando vediamo nell'Ottocento nascere un movimento socialista derivato da Karl Halevi Marx, che dice che scientificamente, quindi infallibilmente, perché è scientifico, scientificamente la struttura della società deve essere quella che è esplicitata nel Capitale piuttosto che nel manifesto dei comunisti, che poi alla fine si condensa in una cosa sola: la ricchezza, il potere, il vitello d'oro deve essere trasferito dagli attuali proprietari, tra i quali i nobili, ma c'è anche il Papa, alla massa dei lavoratori, quindi alla massa, non ai popoli, attenzione, quindi alla massa e quindi di seguito a chi quella massa governa e guida e conduce, quelli diventano i nuovi padroni. Perché non si sa, però la teoria è quella lì: la massa, il popolo, affamata e schiavizzata, specie con la nuova industrializzazione, aderisce a quella teoria perché almeno ha da mangiare, spera di poter mangiare, di poter stare meglio rispetto alla vita da schiavi, a cui la industrializzazione, quella industrializzazione della fine della seconda metà dell'Ottocento, e il richiamo è alla prima metà del primo secolo di questo millennio, casualmente, bene, quella dicono aderiamo, almeno si mangia. Ecco. Allora, la riflessione profonda
nell'ambito cattolico, e che sceglie o cerca di trovare una terza via fra John Stuart Mill, il capitale, cioè il capitalismo che è il mercato che regola, quindi quello che fa il mercato è sempre bene, la divinità. Dall'altro lato il socialismo scientifico, infallibile, che vuole arrivare poi al vitello d'oro, a mettere le mani sulla ricchezza. E poi il Papa, da un lato, infallibile anche lui, che col Concilio Vaticano I si dichiara anche lui infallibile in materia religiosa, ma voi capite, in materia di fede, e quando parla ex cattedra voi capite che a quel punto sceglie lui quando parlare ex cattedra o no, è sempre infallibile sostanzialmente. Quindi una corsa all'infallibilità, il mercato infallibile, la teoria marxiana infallibile, il Papa che è infallibile anche lui, e in realtà questa grandissima riunione, questo grandissimo trovarsi nell'opera dei congressi e dei comitati che riflette su una realtà che con tutte quelle infallibilità lì non ha niente a che vedere, perché è diversa. Quella Chiesa che si era chiusa a riccio nei confronti della modernità, attraverso i laici posti davanti alla necessità di confrontarsi con uno Stato per il quale il Papa ha detto non expedit, non bisogna assolutamente collaborare, guarda ai problemi sociali nella loro realtà, guarda la questione sociale nella sua realtà. Ed ecco che nel 1891, al di là rispetto alla posizione di infallibilità di tutti questi qui, da Marx, da Karl Halevi Marx, alla posizione di Pio IX, alla posizione di John Stuart Mill, viene questo grande Papa della campagna romana del sud, zona al confine con la provincia di Latina più o meno, vicino a Sezze, è nato da quelle parti lì, e il Papa Leone XIII, al quale fa riferimento l'attuale Papa significativamente, Leone XIV, venuto agli Stati Uniti, bene, Leone XIII promulga la sua enciclica, lettera enciclica Rerum Novarum, che costituisce qualcosa di straordinario, di gigantesco. Gigantesco perché? Perché il mondo cattolico chiuso, o meglio, coloro che comandavano, prevalevano, avevano autorità nel mondo cattolico, dai chierici, dai prelati alla nobiltà. Questi qui, quello che era importante è fare 15 comunioni al giorno, poi tutto il resto prendere la legnata degli operai dipendenti e fregare niente. Ecco, tutti questi qua, davanti a una lettera enciclica di questo tipo, vedono una caduta, un'apertura nei confronti del socialismo. Per cui chi divulga i contenuti di questa lettera enciclica non possono prendersi la coppata, che è infallibile, quindi non bisogna, poi è il simbolo del potere, se vai a attaccare quello demolisci tutto, quindi quello non la si prende, ma chiunque divulghi e parli di questa enciclica, due sono le encicliche, Immortale Dei e Rerum Novarum, viene visto come portatore di socialismo, quindi un materialista. Quindi invece la Rerum Novarum è molto chiara a riguardo. Innanzitutto, che cosa dice? Dice il socialismo è incompatibile con una visione cristiana della vita. Assolutamente incompatibile. Ogni forma di socialismo è incompatibile. È incompatibile per il semplice fatto che, da un lato, pone come base, perché è una religione sostanzialmente, che ha come base una dea, la dea ragione, presunta tale, manipolata come si vuole, per fare gli interessi di chi guida il vapore. Questo nei fatti,
sempre accaduto così con i socialisti, che si chiamassero fascisti, si chiamassero nazisti, si chiamassero comunisti sovietici, è sempre andata in quella maniera lì, o cinesi, è sempre andata così. Oggi non è cambiato niente. Ora, quindi da un lato il socialismo, perché alla base ha una divinità, è ateo in quanto in realtà la base è una divinità, la vera ragione manipolata come meglio si crede, ma è ateo, quindi nel momento in cui è ateo non è conciliabile col cristianesimo, col cattolicesimo. Ma in secondo luogo, il metodo dal punto di vista sociale della abolizione della proprietà privata è una protesta legittima nei confronti della proprietà privata come viene intesa in quel momento, nella seconda metà dell'Ottocento, cioè accumulo spaventoso di ricchezza nelle mani di pochi, schiavizzazione degli altri. Quegli altri, schiavi, praticamente della proprietà privata, non sapevano che farsene perché non erano proprietari di un bel niente. È lì il problema. Cioè, a quegli altri, agli schiavi, andava attribuito effettivamente il diritto di proprietà, cioè dovevano poter essere proprietari di qualcosa, non lo erano. Questo è il vero problema. Ora, e lì aveva ragione il socialismo su questo profilo. Ora, va contro la proprietà privata, in realtà la proprietà privata fa parte del diritto naturale. Se io non ho neanche, non sono neanche proprietario dei pantaloni che mi metto piuttosto che delle mutande, questo è un qualcosa che va fin dall'origine dell'uomo, è stato istintivo. Uno ammazzavano la preda, i cacciatori dell'antichità, della preistoria, e poi con la pelle si mettevano il loro abito, si riparavano dal freddo con quello che loro avevano cacciato, che era loro. Cioè il concetto di proprietà privata è fondamentale, è l'abuso della proprietà che è una cosa diversa. La proprietà come concetto è il concetto basilare. Negarlo come fa il socialismo, che poi è una negazione soltanto finta, molto finta, perché in realtà poi la proprietà come concetto passa a chi? Passa alle strutture che vengono governate da chi governa il sistema di massa, cioè praticamente diventano proprietari di tutto senza dover rispondere di niente. È una falsificazione mostruosa, è una presa per i fondelli tutto sommato, perché la proprietà privata che viene enunciata come nemica della massa, in realtà viene poi assunta in capo la massa governa e comanda. È una presa per i fondelli. Ora, la lettera enciclica, la Rerum Novarum, dice una cosa, fa un'osservazione, dice: gli squilibri a favore di pochi che hanno messo nelle proprie mani un immenso potere e coloro che da dignitosissimi cittadini sono caduti nel servaggio, nel contare come due di bastoni quando la briscola è a spave, è avvenuto quando sono cadute le corporazioni, cioè le strutture intermedie comunali. Questo è quello che dice l'enciclica Rerum Novarum. La struttura comunale, quindi la struttura ben organizzata fin dalla sua origine sul territorio, famiglie, arti, mestieri, governo di piccole entità, è vista come la forma migliore di tutela generale, perché in un ambito del genere anche il padrone non può più, tra virgolette, spadroneggiare. Il padrone è chiamato a rispondere a quel popolo che ha lì fuori dalla porta di casa. Questo è un po' il concetto. Dice la lettera enciclica:
quando nel 1791, quindi proprio un secolo prima, sono state abolite le corporazioni con la Rivoluzione francese. Con quella abolizione sono rotte le strutture di equilibrio, strutture autonome di equilibrio fra le diverse componenti, e il padrone è diventato spesso e volentieri un padrone spietato, il lavoratore intelligente e capace uno sfruttato. Questo è quello che afferma l'enciclica, cioè uno squilibrio anche nelle responsabilità, e dice sempre l'enciclica, a questo punto c'è un richiamo alle responsabilità. In un ambito di autonomia che poi va allargandosi man mano che la struttura statuale lo richiede, principio di sussidiarietà, in quella autonomia il padrone, il datore di lavoro, è responsabile della retribuzione equa, tale da poter essere sufficiente per mantenere la propria famiglia, che allora era concepita come monoreddito, del lavoratore. Ne è responsabile in quanto anche cristiano e cattolico. Quindi c'è questa responsabilità. Certo, contrasta con tutto l'atteggiamento della Chiesa nei secoli precedenti, c'è da chiedersi dove fossero prima di un evento del genere, però questo è quello che avviene. È esplosiva la cosa. Esplode e in effetti supera le istanze del socialismo, perché è sentita come tale. Ora, adesso l'approfondimento della Rerum Novarum e i suoi agganci con l'epoca attuale, che richiede una nuova dottrina sociale, cercheremo di farli, a Dio piacendo, settimana prossima, al sabato, alle solite ore, alle 10. Intanto vi abbraccio la nostra bravissima regista, abbraccio Tina tantissimo, Matteo e tutti voi. A risentire.